Abbiamo nei nostri studi ospite Enrico Bertossi, candidato del Centro Democratico, una lista che si presenta nella coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura a capo del governo di Bersani, e con lui affrontiamo i temi che abbiamo già affrontato con altri candidati in questa nostra trasmissione, in questo nostro incontro con i candidati alle elezioni politiche 2013. Buongiorno, intanto grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, partiamo con un'introduzione generale. Il motivo più importante, il tema più importante per il quale è sceso in campo, salito, adesso ormai le definizioni sono varie, il tema su cui intende impegnarsi di più come candidato e come eventuale parlamentare. Io credo che mai come in questa occasione si debbano votare le persone più che i simboli o gli slogan. E io sono una persona certamente non nuova, che ha una storia costruttiva alle spalle. Mi sono sempre impegnato sui temi dell'economia, delle imprese, dello sviluppo economico. Ho fatto per 5 anni il Presidente della Camera di Commercio e poi l'assessore tecnico alle attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia. Ho sviluppato in questi 10 anni di attività molte cose importanti per l'economia friulana, dalla famosissima in tutta Italia, forse anche in Europa, mi permetto di dire, legge Bertossi sullo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, una legge che ci hanno invidiato a lungo da tutte le parti d'Italia e che è tuttora oggetto di apprezzamenti in molti testi, in molti libri, in molti convegni. La promozione più in generale del Friuli. Ricordo quando ero Presidente della Camera di Commercio ho portato il Friuli nel mondo, alle sfilate della moda di Milano, a Parigi con il prosciutto di San Daniele insieme allo champagne, a New York, quando abbiamo fatto Friuli New York, quindi ho una competenza specifica sulle materie economiche. Credo che mai come in questo momento ci sia bisogno di rilanciare il lavoro, l'economia che dà il lavoro alle persone. Non ci sono persone che vivono dignitosamente se non hanno il lavoro, e quindi credo che la priorità delle priorità in questo momento sia rimettere in sesto l'economia del nostro Paese e in particolare della nostra regione. Restiamo in tema allora, un'idea per favorire l'occupazione dei giovani. Io credo seriamente che noi dobbiamo intervenire per la valorizzazione e il recupero delle intelligenze dei giovani. Oggi come oggi noi abbiamo un fenomeno di emigrazione molto diverso da quello che hanno subito le nostre terre all'inizio del secolo scorso. Se ne vanno i giovani migliori, quelli più preparati, quelli che hanno più voglia di fare, quelli che hanno studiato e che hanno delle capacità intellettuali superiori probabilmente a quelle che hanno avuto le generazioni che li hanno precedute. Quindi noi dobbiamo fare una normativa nazionale, se avrò la possibilità di essere eletto parlamentare, ma soprattutto regionale, visto che abbiamo una specialità in materia nella regione Friuli Venezia Giulia, per finanziare le imprese affinché facciano rientrare i migliori cervelli o valorizzino i cervelli che ancora non sono scappati dal Friuli. Quindi significa una serie di incentivi in maniera tale che le imprese siano invogliate a valorizzare i giovani. Io credo che anche le generazioni più avanti con gli anni devono capire che si deve fare un sacrificio a favore dei giovani, un sacrificio magari lavorare tutti e guadagnare tutti un po' di meno, ma spingere perché le nuove generazioni si inseriscono nel mondo del lavoro. Che ci sia una crisi economica, questo ormai è assodato, ma nei tempi di miseria ci si stringe un po' tutti e si cerca di fare spazio alle parti più deboli della società. Da una parte a quelli che hanno bisogno, certamente la popolazione anziana, quella che ha dei problemi anche di salute oltre che economici, ma dall'altra investire sulle nuove generazioni. Che Italia, che Friuli possiamo mai immaginare se i giovani non sanno trovare un'occupazione e se ne devono andare via? Cioè abbiamo già vissuto molti anni fa questo fenomeno, abbiamo depauperato il nostro tessuto sociale. Pensiamo che la seconda città più grande del Friuli è in Argentina, non è
non è nella nostra regione. Abbiamo un fenomeno emigratorio da tutte le parti del mondo che ancora oggi vede decine di migliaia di friulani all'estero, e quindi dobbiamo evitare che in questa fase siano proprio i giovani a scappare. Ecco, citava il Friuli, c'è in questo senso un discorso da affrontare in un tema di riforme che complete, si parla della specialità, la valenza, no? La regione, specialità del Friuli che secondo lei va difesa, ma soprattutto con quali contenuti? Ecco, va difesa perché noi abbiamo due cose che poche regioni hanno in Italia. Abbiamo la potestà primaria legislativa, in particolare su alcune materie, tra cui l'economia, e in questi 50 anni mi permetto di dire che si sono visti anche dei buoni risultati, e abbiamo una specie di federalismo fiscale, nel senso che non siamo noi a imporre le imposte, però dalle imposte che si pagano beneficiamo in larga parte per il bilancio regionale. Questa specialità va utilizzata. Si diceva alcuni anni fa che per le regioni a statuto speciale la specialità è stata un po' come la grande muraglia cinese, fino a un certo punto è servita per proteggere dagli attacchi esterni la Cina, e ad un certo punto invece è diventato il muro di una prigione all'interno del quale si sono chiuse. Ecco, noi abbiamo corso il rischio più volte che la specialità diventasse non una difesa dall'esterno, ma una chiusura, arrivando in ritardo su alcune cose rispetto ad altre. Se noi sfruttiamo bene la nostra specialità, riusciamo sicuramente ad avere una marcia in più, soprattutto più rapida rispetto alle altre regioni. È inutile prendersela con Roma quando noi spesso siamo più lenti di Roma a fare le cose. Penso ad esempio all'abolizione delle province, perché tutti a livello nazionale, Lega compresa, parla dell'abolizione delle province, e qua invece siamo gli unici a difendere le province in una regione che, siamo seri, è grande come un quartiere di Roma o di Milano, o addirittura un condominio di Pechino o di una grande città della Cina. Quindi dobbiamo esercitare. Io peraltro credo che in questi anni si sia sbagliato a fare della riduzione del debito regionale un idolo da idolatrare e da utilizzare come propaganda, e si sia sbagliato doppiamente nel rilasciare risorse della regione prima al governo Berlusconi, 380 milioni di euro, e poi al governo Monti con una cifra che porta al totale a superare il miliardo di euro. Questo significa che noi non abbiamo immesso in un momento di grande crisi nel tessuto produttivo, economico, sociale della regione delle risorse che avrebbero potuto essere utilizzate per tenere a galla l'economia, per ridare un po' di respiro alle nostre famiglie. Questo, essendo una regione a statuto speciale, si poteva e si doveva fare. Io penso ad esempio al grido di dolore lanciato dagli artigiani pochi giorni fa, con una moria di imprese davvero tremenda. Ecco, io immagino che se noi avessimo dato risorse ai comuni per cominciare a fare una manutenzione seria di scuole, edifici, strade, probabilmente tante piccole imprese artigiane avrebbero trovato lavoro locale, avrebbero potuto dar da mangiare, da vivere ai loro dipendenti, e soprattutto avrebbero incassato dei soldi rapidamente, perché insomma il contatto diretto con un comune dove magari anche vivi oltre che lavori ti porta ad ottenere insomma i tuoi soldi in maniera più rapida che non andare a lavorare fuori regione in posti dove non sei nemmeno conosciuto. Quindi si poteva e si doveva fare di più, soprattutto utilizzando la nostra specialità. Oggi dire abbiamo ridotto il debito regionale non significa niente, perché sarebbe come se le imprese o le famiglie si vantassero di non avere investito per la propria attività economica o per acquistare una casa. Che cosa vuol dire? Tutti noi abbiamo avuto o abbiamo tuttora un debito che si chiama mutuo per fare degli investimenti. La regione è una famiglia più grande delle altre, è un'impresa più grande delle altre, e quindi aveva la possibilità di indebitarsi per fare investimenti, cosa che abbiamo fatto
con l'amministrazione Illy, cosa che invece non è stata fatta in questi ultimi 5 anni, creando un ulteriore danno economico all'economia regionale. Parlava di risorse diciamo, per lo sviluppo, c'è però il problema di reperire queste risorse. Allora mi collego a una domanda che riguarda il sistema sanitario, di protezione sociale in generale. Il sistema in cui ci troviamo è un sistema dove i bisogni sono crescenti e le risorse decrescenti. Allora qual è la sua ricetta? Dobbiamo aumentare le risorse, tipo, restando al tema della sanità, dell'assistenza, del welfare, tipo tasso sulla salute, oppure tagliare i servizi, in questo caso con che criterio? Io credo che la risposta sia, e dico forse una banalità perché lo dicono tutti, nel tagliare gli sprechi innanzitutto. Noi siamo una regione che è abbastanza grande come dimensioni, però ha un numero di abitanti decisamente ristretto e chiaramente non siamo in grado di sopportare delle strutture che sono ridondanti probabilmente rispetto alle effettive necessità. Qui non si tratta di attivare la suscettibilità dei campanili di questo o di questa o quella località della regione che difende il proprio micro ospedale, ci vuole comunque una razionalizzazione, ci vuole la consapevolezza che se riusciamo ad eliminare certi sprechi riusciamo ad avere un maggior numero di servizi o a mantenere il livello dei servizi esistenti. Che la spesa sanitaria sia il tallone d'Achille ormai non solo della nostra regione ma di tutto il Paese, questo è un dato di fatto. Allora bisogna avere il coraggio, ma lo si fa all'inizio della legislatura regionale, non alla fine come in questo caso, bisogna avere il coraggio di affrontare alcuni nodi specifici con delle competenze specifiche, quindi non si parla di ridurre i servizi, ma si parla di ridurre gli sprechi. Restiamo a parlare un po' di ciò che caratterizza la nostra regione, la lingua e le culture del Friuli Venezia Giulia. Una risorsa, secondo lei, come vanno difese eventualmente? Beh, lei sa che in famiglia ho una friulanista, quindi conosco abbastanza bene la materia. Io credo che il friulano, ma in generale le lingue minoritarie della nostra regione, non c'è solo il friulano, siano una ricchezza. Noi con la giunta Illy avevamo investito molto in questo, anche dal punto di vista della cultura personale di tutti noi, in quanto ritenevamo che fosse un arricchimento, questo incrocio di lingue, di etnie, di culture diverse che c'è nella nostra regione è sicuramente un humus su cui c'è la possibilità di avere una marcia in più da parte delle persone, ma anche da parte delle imprese, della creatività, dello spirito innovativo delle persone. Chiaramente bisogna anche qui intendersi bene su che cosa significa la tutela delle lingue minoritarie e soprattutto quali investimenti deve fare il pubblico. Io ho letto in questi giorni il grido di dolore, ad esempio, delle radio, che si vedano tagliati i fondi. Ecco, io penso che forse era l'ultimo settore in cui tagliare i fondi, ma non lo dico perché sono qui ad una radio, ma lo dico perché ho assistito in questi anni anche, diciamo la verità, a degli utilizzi impropri dei fondi sul friulano che sono stati utilizzati per finanziare delle cose che forse poco avevano a che fare con la tutela della lingua e della cultura friulana. Quindi anche qui va rimodulato l'intervento, cioè è più facile difendere i finanziamenti o ricercare dei nuovi finanziamenti quando si fanno le cose seriamente e con la consapevolezza di aver fatto il meglio possibile. Quando si disperdono con contributi a pioggia risorse pubbliche e non si riesce poi a giustificare, a trovare la valenza vera, la valenza seria di questa dispersione di risorse, è chiaro che ci si indebolisce, per cui si appare anche agli occhi del governo nazionale come delle persone che sprecano risorse pubbliche, invece non è così e lo sappiamo. Io fra l'altro ricordavo proprio ieri
perché ho visto una persona e ricordavo quando avevo 15-16 anni, ero veramente un ragazzino, quando andavo a casa del professor Petracco e partecipavo alle riunioni del comitato per l'Università Friulana. Ed è stata una battaglia storica in cui i friulani si sono impegnati tutti insieme per portare a casa l'istituzione della loro università, con una battaglia che è durata tanti anni e che sentivamo tutti nel nostro DNA, anziani, giovani. Ecco, io credo che la difesa della nostra lingua, della nostra cultura, faccia parte anch'essa del nostro DNA, forse è sentita meno in questo periodo in cui tutto è disperso, si naviga su internet, con Twitter, in televisione, eccetera, si perdono di vista forse le relazioni sociali vere, cioè ormai si rimane un po' troppo davanti a uno schermo, però io credo che alla fine nel DNA dei friulani ci sia ancora la consapevolezza che bisogna difendere certe cose. Beh, i contributi da soli non fanno cultura, possono dare una mano, ma possiamo strappare un impegno per incrementare i fondi per la legge sulle minoranze? Beh, certamente, io credo, qui apro una parentesi, è chiaro che in base alla Costituzione i parlamentari rispondono non a una zona, a un interesse specifico, ma a tutto il popolo italiano. Però osservando le liste come sono state congegnate, anche col meccanismo per cui chi è in testa alle varie liste viene sicuramente eletto, noto che per la prima volta forse nella storia della nostra regione ci sarà una sproporzione tra i parlamentari provenienti da Trieste e in parte da Pordenone rispetto ai parlamentari eletti in provincia di Udine. Quindi credo di dovermi fare carico con un impegno anche molto più solenne rispetto a quello che mi chiedeva lei della rappresentanza proprio della nostra provincia, perché altrimenti noi corriamo il rischio su 13 deputati e 7 senatori di averne un paio, forse 3 espressioni della provincia di Udine, e quindi è la prima volta che capita questo nella provincia che rappresenta la metà della popolazione. Qui non è un problema di campanilismo, è un problema però che bisogna avere rispetto dei territori e del peso sociale, economico delle varie province. Dovremmo affrontare con lei ora alcuni temi che per i cattolici sono particolarmente sensibili. Partiamo dal matrimonio. Difenderà la famiglia naturale, uomo-donna, fondata sul matrimonio? Beh, io certo che difendo la famiglia naturale, anche se non credo che questa sia la tematica su cui ci si debba attardare in campagna elettorale. Immagino che la domanda sia una scorciatoia per arrivare al discorso sulle coppie gay, sui matrimoni gay. Ecco, io francamente non credo che sia un tema questo che debba arrovellare più di tanto gli italiani, anche perché poi in Parlamento ognuno voterà secondo la propria coscienza personale. Io sono chiaramente per la famiglia, ho 2 bambini piccoli fra l'altro e quindi non mi pongo nemmeno questo tipo di problema. Credo però che alcune considerazioni più generali su questi temi vadano fatte con serenità al di fuori della campagna elettorale. Un altro tema particolarmente delicato è quello del fine vita, no? Ancora non si è arrivati a una sintesi tra le varie proposte, si dibatte ancora. Secondo lei su quali criteri fondare una nuova legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento? Ecco, io devo essere franco su questo tema, non ho apprezzato né da una parte né dall'altra, mi riferisco al caso Luana, la strumentalizzazione politica che è stata fatta, perché vedere su un caso del genere manifestazioni a favore o contro, mi riferisco all'epoca, proprio nei giorni in cui la povera Luana stava morendo, è una cosa che mi ha veramente amareggiato. Devo aggiungere che io personalmente come persona, come Enrico Bertossi, probabilmente non avrei il coraggio di staccare la spina a mia figlia. Questa è una scelta ovviamente personale. Più in generale riconosco che il problema c'è,
c'è un problema molto serio e molto sentito dalla nostra opinione pubblica, ed è un problema che va affrontato con intelligenza e con coscienza, perché noi abbiamo avuto in passato altre due grandi occasioni su cui si è discusso con il popolo italiano dei diritti civili. Mi ricordo il referendum del divorzio e il referendum sull'aborto, e uno scontro frontale fra diverse opinioni ha portato a una radicalizzazione del problema, con un risultato che gli italiani hanno espresso in maniera abbastanza chiara. Quindi bisogna che su questo tema, che è un tema, ripeto, molto sentito dalla gente e dalla popolazione, ci sia un ragionamento in Parlamento rispettoso delle varie opinioni e che trovi una soluzione mediata che non porti allo scontro radicale sulle piazze, perché altrimenti, andando sulle piazze, come diceva il mio maestro il senatore Toros, tra Cristo e Barabba, il popolo quando diventa folla sceglie sempre Barabba, e quindi questo per dire che non è mai una scelta meditata, ma è sempre una scelta portata più dall'emotività del momento. Ecco, c'è un altro tema spesso sottovalutato dalla politica, quello della denatalità. C'è una proposta del Forum delle associazioni familiari di destinare alla famiglia l'1% del PIL. Lo sosterrebbe? Guardi, io tra gli amici che insieme a me vivono questa avventura elettorale c'ho un candidato che si chiama Dario Montagnana, che è di Trieste, in lista alla Camera insieme a me, che fa parte dell'associazione Famiglie Numerose, ha 6 figli, e insieme a lui abbiamo anche un altro nostro aderente che anche lui fa parte dell'associazione Famiglie Numerose. Io poi, come dicevo prima, ho 2 bambini e sento e capisco questi problemi. Questo è un paese, il nostro è un paese un po' folle. Si diceva prima che non si trova lavoro per i giovani, ma aggiungo anche che le famiglie che vogliono avere i figli sono oggettivamente in grande difficoltà nel portare avanti questo tipo di progetto, perché oggi come oggi i figli costano parecchio, e le assistenze per chi ha degli impegni, deve lavorare comunque per mantenere la famiglia, sono abbastanza lasche, e si lascia un po' tutto alle varie iniziative sporadiche qua e là, ma non c'è un vero sostegno alla famiglia. Quindi il discorso economico non so se basta l'1%, ma ci vuole un cambio di marcia, cioè noi abbiamo sempre copiare le cose peggiori forse degli altri paesi, invece andiamo a vedere nei paesi più avanti rispetto a questi settori, a questi problemi, che cosa si fa effettivamente per sostenere le famiglie, al di là del dato economico, che comunque è fondamentale, perché uno, se deve mantenere i figli, deve avere più risorse economiche rispetto a chi figli non ne ha, ma anche a tutto un contesto sociale in cui effettivamente chi ha una famiglia viene aiutato in tutti i sensi. E noi qualche volta sappiamo bene che i bambini non sappiamo dove portarli, se non ci sono i nonni, se non c'è questo, se non c'è quello, a scuola, la scuola costa, ci sono 1000 problemi, ci sono 1000 cose da fare, e oggi sono ancora pochi quelli che affrontano una problematica complessa, che è quella di mettere al mondo dei figli e di educarli nel migliore dei modi. E tralascio tutto il discorso di che cosa succederà di questi ragazzi quando avranno 15, 18, 20 anni, o quando avranno finito di studiare e andranno a cercare un lavoro. Questo è un problema che per chi ha bambini piccoli come ho io ancora non si pone, ma che crea qualche angoscia. Ho ancora 3 domande, ma il tempo è concluso, quindi le chiedo 3 risposte spot. Facciamo lo spot. Cercherò di fare il possibile. Ok, un'idea per lo sviluppo della montagna. Dare la canna da pesca per pescare, non portare il pesce fresco ogni giorno. Io quando ero assessore ho investito molto, ad esempio, sul consorzio industriale di Tolmezzo, con delle risorse di cui si vedono i risultati. Ci sono parecchie imprese che si sono insediate lì e si vede un risveglio economico notevole.
abbiamo investito anche molto nel turismo, nelle attività sciistiche, potranno piacere o non piacere, però sono l'unica attività che d'inverno può portare economia nella nostra montagna, nei 5 poli sciistici, quindi bisogna rivitalizzare la montagna creando delle opportunità economiche, posto che noi abbiamo una conformazione della montagna un po' complessa, abbiamo molte vallate, tutte piccole, ed è difficile portare il benessere e l'economia in ogni vallata. Bisogna entrare nell'ordine di idee che alcuni punti di riferimento localizzati bene, come appunto il Consorzio Industriale di Tolmezzo, possono comunque portare economia, è l'unica soluzione, non c'è altro. Questo basta un sì o un no, favorevole a dare la cittadinanza ai figli giovani di immigrati nati in Ma Italia. direi di sì. Costi della politica, cosa manca da fare? Guardi, non ci sono solo i costi della politica, ci sono anche i costi degli apparati. Bisogna snellire tutti gli apparati pubblici, cioè bisogna snellire tutta quella pletora di organismi pubblici, dalle province alle comunità montane, ai consorzi, che alla fine portano da una parte amministratori che vengono dalla politica, ma dall'altra anche un apparato burocratico notevole. Se noi, so che dico una cosa che magari può creare impopolarità, ma se noi ce la pigliamo solo con la politica, alla fine non riduciamo di molto i costi, perché l'apparato burocratico non solo rimane e che è forse il costo più importante, ma anche si appropria degli spazi della politica e quindi va fuori controllo. Io credo che il governo Monti abbia dato una dimostrazione di questo, cioè nel momento in cui sono stati chiamati i famosi tecnici ad amministrare la cosa pubblica, non hanno toccato nessuno dei loro privilegi, cioè il ministro dell'interno, che è un prefetto, non ha toccato lo stipendio del capo della polizia, che è un suo collega, il ministro degli esteri, che è un ambasciatore, non è andato a ridurre i costi delle ambasciate, che sono suoi colleghi, e così via dicendo. Quindi ci vuole una riduzione complessiva degli apparati burocratici da una parte e politici dall'altra, in maniera tale che tutto venga finalmente ricomposto a dei costi decenti. Grazie a Enrico Bertossi, candidato del Centro Democratico alla Camera, della circoscrizione del Friuli, per essere stato con noi e auguri per il suo impegno. Grazie.